così, cosa facciamo? Ecco l'immagine Va bene, basta. che chiaramente i colleghi Siete abbassi, no? della stampa volevano. Presidente Serracchiani, oggi la posa della prima pietra del terzo lotto della terza corsia della 4, un evento molto importante. Direi proprio di sì, anche perché era un evento che attendevamo veramente da tanti anni, a cui abbiamo lavorato a lungo. I ringraziamenti vanno a tantissime persone, a partire da Autovie, dalla direzione infrastrutture, dal Ministero, dagli operai, dalle imprese. Insomma, sarà un lavoro veramente impegnativo, importante, di oltre 440 milioni di euro, e sarà uno dei più importanti lavori del nord, del nord-est sicuramente. Quindi abbiamo preso oggi un grande impegno, e l'impegno che ci siamo presi alla presenza del Ministro Del Rio è di completare l'opera e di farlo anche in tempi veloci. Un evento corredato dalla firma del protocollo di legalità. Sì, abbiamo ritenuto che fosse importante non solo simbolicamente ma anche proprio praticamente quello di sancire la posa della prima pietra con la firma del protocollo di legalità con i prefetti di Udine, di Venezia, con le imprese e con ovviamente Autovie Venete. È un impegno che ci siamo presi perché questo cantiere, oltre ad essere fatto in tempi brevi, oltre ad essere fatto evidentemente con tutti i crismi della tecnica, deve essere fatto anche secondo trasparenza e legalità, e questo protocollo tiene conto anche delle novità introdotte dal codice degli appalti e credo veramente che getti le basi per un'opera estremamente innovativa anche da questo punto di vista.